La croce è un simbolos della cristianità, la rappresentazione stessa di Dio e del bene. A prescindere da tutti i misfatti compiuti dalla Chiesa durante la sua storia, è innegabile che la croce stia a significare, almeno a livello ideologico, il trionfo del bene sul male, la vittoria dell'amore sull'odio, un baluardo che tiene lontane le tenebre e che salvaguarda chiunque si ponga dietro la sua protezione. Ma il rovescio di tale simbologia rievoca invece un qualcosa di assolutamente turpe, blasfemo e diabolico. Non a caso, la croce rovesciata è diventata l'emblema della stregoneria, del satanismo e di tutto ciò che si contrappone al bene, o perlomeno alla dottrina cristiana. Esiste però una leggenda, nata in seno all'Est Europa, che ha come cardine un crocefisso molto particolare. Stiamo parlando della famosa Croce Nera di Sibiu. La prima testimonianza della Croce Nera la si trova in un testo duecentesco, rinvenuto nel monastero romeno di Snagov. Il manoscritto, redatto in latino volgare da mano anonima, è giunto agli storici in condizioni pessime, tanto che il suo testo è frammentario e di difficile interpretazione. Quel che se ne ricava è un resoconto riguardante un artefatto malefico, costruito in legno di tasso, che secondo l'autore sarebbe custodito presso la città di Sibiu, che sorge in Romania, precisamente nella regione della Transilvania. La particolarità di tale crocifisso è appunto quella di essere stato realizzato appositamente per essere appeso al contrario, con un foro aperto alla base dell'asta centrale della croce. Tale documento non è l'unico a riportare di questa croce nera, ma bisogna fare un salto di diversi anni prima di imbattersi in altri testi che ne parlano. Una raccolta di folklore romeno redatta agli inizi del Cinquecento annovera fra altre dicerie appunto la fantomatica croce di Sibiu, un terribile oggetto ricavato dal legno di un tasso nato da un dente di Giuda Iscariota, che il diavolo stesso avrebbe piantato su un monte facendo in modo che germogliasse. Una tradizione posteriore affermerebbe che tale pianta sia nata invece da uno dei famigerati 30 denari che vennero dati come ricompensa a colui che tradì Gesù. Tuttavia, il proliferare di voci e leggende attorno a questa croce maledetta raggiunse il suo apice a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Essa fa la sua comparsa non soltanto in racconti, ma pure in favole e fiabe, che ne arricchiscono la figura di particolari e aneddoti. Certi elementi restano invariati, come il fatto che sia stata costruita in legno di tasso, che venga appesa capovolta e che l'albero sia nato da un dente o da un denaro di Giuda, ma poi le dicerie si ramificano, diventando tanto vaste e varie che è davvero difficile poterne fare un elenco. Prima della fine del Settecento, la croce nera di Sibiu era un oggetto privo di un contesto, usato per lo più come idolo malefico durante i sabba o le messe nere. Solo in seguito gli si volle dare una connotazione più precisa, legandolo in modo solido a un'altra antichissima tradizione romena, ovvero quella della Scholomance, una sorta di scuola di magia e stregoneria che avrebbe lo scopo di istruire giovani maghi. Tale blasfema accademia, gestita dal diavolo stesso, accoglieva 11 studenti alla volta, i quali dovevano impegnarsi in un corso di studio della durata di 7 anni, anche se in certe storie sono 9, durante i quali sarebbero rimasti segregati nelle viscere della montagna maledetta dove tale scuola venne fondata, impossibilitati a rivedere la luce del sole. Alla Scholomance viene insegnato il linguaggio degli animali, i sortilegi e gli incantesimi. E uno degli alunni, probabilmente il più dotato del gruppo, viene selezionato dal principe delle tenebre per cavalcare un balaur, ossia una sorta di drago volante con più teste, e poter cambiare il clima a proprio piacimento. In tale ambito, la Croce Nera
È utilizzata come rito di iniziazione per coloro i quali vogliono diventare studenti di questa scuola. Ogni partecipante si pone seduto sotto la croce, pronunciando Irni, che sarebbe il titulus crucis detto alla rovescia. A questo punto, dagli occhi del Gesù appeso all'artefatto, che secondo alcune leggende avrebbe fattezze mostruose o sarebbe una pelle di maiale, sgorgerebbero lacrime di sangue, che sgocciolando sulla fronte e nella gola del novizio ne suggellano la conversione alle dottrine oscure, la sottomissione al demonio e l'ammissione all'accademia. Altri racconti descrivono questo rituale come una vera messa nera, con tanto di partecipazioni di preti eretici che indossano pelli di caprone, ostie ricavate dallo sterco e una strega che si pone a sacrilego altare. Nel corso dell'Ottocento, la Croce Nera di Sibiu sconfinò la barriera dell'immaginazione e la suggestione generata da tale oggetto contagiò a tal punto la mente di alcuni bizzarri personaggi che questi iniziarono a pensare che la croce potesse in effetti essere esistita. Non appena si sparse questa notizia, i furbi contadini della Transilvania, desiderosi di ricevere qualche ricompensa, iniziarono non solo a far circolare voci dove si affermava che la croce era vera, ma persino a costruirne qualcuna, vendendola a ingenui amanti del gotico o ad appassionati di occultismo. Persino grandi nomi dello spiritismo, come il celeberrimo Aleister Crowley, furono ammaliati da tale leggenda e acquistarono quelle che ritenevano essere delle vere reliquie infernali. Inutile aggiungere che ad oggi nessuno storico ha mai trovato la prova che la Croce Nera di Sibiu sia mai esistita, né come oggetto inerte, né come magico ricettacolo del male. Come già accennato, questo affascinante mito è senza alcun dubbio scaturito dalla volontà goliardica di convertire un simbolo del bene assoluto a un emblema negativo. Oggi, come secoli fa, le persone erano attratte da tutto ciò che era spaventoso, proibito e intimidatorio. E a testimonianza di ciò abbiamo un'infinità di miti, racconti e storie dai tratti macabri e cupi. La croce cristiana, che raffigura la salvezza, viene trasfigurata in un mezzo di perdizione. La sua posizione è rovesciata, il suo potere di conversione alle leggi di Dio muta in un indottrinamento a quelle di Satana. Il sangue di Gesù, elemento fondamentale per l'Eucarestia, viene traslato in una sostanza abietta che inquina e corrompe l'anima. Lo stesso materiale di cui, secondo le voci, la Croce Nera sarebbe costituita arriva da una pianta velenosa, il tasso, che in certe culture è noto sotto il nome di albero della morte, in chiara contrapposizione alla simbologia cristiana dell'albero della vita. Per fare un esempio pratico e molto più vicino alla nostra contemporaneità, la stessa bacchetta magica di Lord Voldemort era realizzata con tale legname. Probabilmente, dietro la creazione della leggenda della Croce Nera di Sibiu, è presente il motto secondo il quale, quando il bene si ribalta nel male, diventa qualcosa di terribile e inarrestabile.